Ah, Moni, lo sappiamo che noi siciliani quando si tratta di cibo siamo super esigenti. D'altronde siamo abituati troppo bene. E visto che me l'avete chiesto, anche se non sono una food blogger, quando vado a mangiare in qualche posto un po' più particolare, vi faccio sapere la mia. Durante le vacanze di Natale sono stata alla cassateria artigianale di Palermo. Come potete vedere dal bancone, c'erano diversi gusti e alla fine abbiamo optato per quella tradizionale, però senza pasta di zucchero, e io ho scelto quella al caffè. Ho assaggiato prima la tradizionale e devo dire che mi è piaciuta molto, soprattutto perché, non avendo la pasta di zucchero, non è molto dolce, quindi non ti stanca, cosa che a volte invece mi succede con quella tradizionale. Poi sono passata ad assaggiare quella al caffè, che avevo scelto proprio sperando che non fosse troppo dolce. Devo dire che ha soddisfatto pienamente le mie aspettative, soprattutto con le goccioline di cioccolato e caffè in mezzo. Questa aveva un po' di pasta di zucchero, però solo sul lato esterno. Io l'ho assaggiata e vi devo dire che l'ho approvata così tanto che ho ritenuto fosse il caso di farla assaggiare anche al mio ragazzo. A me la ricotta piace un sacco, come la fanno a Palermo mi piace particolarmente. Ci siamo portati via anche 2 bei cannoli alla ricotta. Io vi dico, la scelta dei gusti forse me ne aspettavo un po' di più, ma comunque quelli che ci sono non vi deludono. Se andate a Palermo non fatevela scappare.